Eder, Mac, Pallister. Lei non è arrivata al negozio Wind, è arrivata al piazzale Gioberti. In quel tratto è stata affiancata da una macchina, c'era il famoso, purtroppo famigerato ormai negozio Wind nel quale non ha mai messo piede, perché qualcuno l'ha fermata prima. È stata raccolta da qualche macchina, va bene o no? Dove? Non lo so, no, a me lo chiedilo a lui. La procura ha già vagliato le mie posizioni, i miei orari, le foto della macchina, tutte queste cose qua. È escluso che Sebastiano l'ha beccata a sentirci, a parlarci, a qualcosa di simile, se no addirittura quella mattina non è escluso che lui possa essere tornato a casa proprio nel momento in cui noi due parlavamo. Alle 8:16 il cellulare di Sebastiano aggancia la cella di via Marchesetti e alle 8:24 quella di via San Pelagio, le stesse che coprono l'appartamento in via Verrocchio. In quei minuti Lilli è ancora in casa e i suoi cellulari agganciano le stesse celle a cui è connesso il telefono di Sebastiano. Possibile che tra le 8:16 e le 8:24 Lilli e il marito si trovassero insieme? Ovviamente è molto improbabile che Sebastiano ascolti la chiamata tra Claudio e Liliana e decida di fare qualcosa. Certe cose, se si fanno, sono pianificate. Non è escluso che sia degenerata ulteriormente la baruffona, che doveva essere in atto da giorni. Comunque i ferri corti, secondo me, non era da ieri che stavano ai ferri corti a livello di litigio. È andato con lei a continuare la predica che era già partita da casa, eccetera. La baruffa è degenerata. Assolutamente. E chi dice che è andata alla Win 3? Sebastiano farà il giro delle pescherie la mattina del 14 e questo gli fornirà l'alibi perfetto, ma l'ultima pescheria, forse la più importante, quella all'interno di un centro commerciale ora chiusa, dirà di non averlo visto passare. Ho notato che c'erano dei coltelli messi sul bancone, ordinatamente e in fila. Erano coltelli già affilati. Sebastiano aveva già portato i coltelli il giorno precedente? Sebastiano, se buon Claudio non mente, si ipotizza una lite tra te e Liliana la mattina del 14. Assolutamente no. Sono fantasie di questo signore che comunque ci stupisce ogni giorno. Improvvisamente la mattina del 14 il telefono tuo e quello di Liliana agganciano le stesse celle. Come mai? A me risulta che comunque alle 8:22 Liliana era a casa e ha telefonato da casa a Sino Stelpin, perché comunque certamente non sarò io a giustificare queste cose qua, e saranno gli inquirenti che comunque avranno visto i miei movimenti. Come mai in quella pescheria dicono di non averti visto? Guarda, quella lì è una pescheria che si trova dentro un altro negozio, di conseguenza io ho trovato il negozio aperto e la pescheria chiusa, nel senso non aperta al pubblico. Perciò conoscevo la ragazza, mi sono preso i coltelli vecchi e ho messo quelli nuovi, tutto qua. Nella pescheria non c'era nessuno, sono entrato in pescheria, non ho parlato con nessuno. Sergio crede al litigio. Potrebbe esserci, anche perché noi sappiamo da testimonianze che già dalla sera prima loro discutevano. In ogni caso voglio dire una cosa. Ci può stare che quella mattina Liliana stesse in via Battisti, e ci può stare, ma non lo dice soltanto Claudio, perché noi anche di Claudio non è che acquisiamo come certe testimonianze di Claudio, però in realtà che Liliana andasse in via Battisti ce lo dice la consulenza informatica ancora una volta, e ce lo dice la squadra mobile e la questura di Trieste, perché in un'annotazione della questura di Trieste del 19 gennaio del 2022 noi troviamo scritto che l'auto di Claudio è fino alle 12:08 in prossimità della sua abitazione, dopodiché si mette in marcia e si ferma, fa una sosta significativa in via Battisti per circa 3 minuti, in via Battisti numero 20, e la Wind è in via Battisti numero 18, per cui con assoluta certezza Liliana ha dovuto dire a Claudio che si recava in via Battisti, perché è lì che Claudio l'andrà a cercare, perché è la squadra mobile e la questura di Trieste che ce lo dice, che la macchina di Claudio si ferma lì alle 9:04 Sebastiano in via Carducci, ed è dove astrattamente può essere anche Liliana, perché come dicevo non abbiamo nessun motivo di dubitare che Liliana non fosse andata lì dove aveva detto, ok? Dopodiché dalle 9:04 l'aggancio della cella successiva per quanto riguarda l'utenza di Sebastiano è la cella compatibile con il suo magazzino alle 9:12.
Quindi Sebastiano non ha il tempo per poter andare nella galleria di Via Rossoni e in Corso Italia e fare quell'ultimo appuntamento nell'ultima pescheria, per cui probabilmente va direttamente, tant'è che la testimonianza SIT della commessa che dice di aver trovato già i coltelli lì. Per cui Sebastiano alle 9:12 è nel suo magazzino, dopodiché dalle 9:12 alle 12:13 il suo telefono è completamente spento, cioè dalle 9:12 alle 12:13 il telefono di Sebastiano non produce né traffico telefonico né traffico telematico per ben 3 ore. Questo non è mai accaduto, perché noi abbiamo fatto un affare, un nostro consulente ha fatto una consulenza e non è mai accaduto che quando Sebastiano aggancia quella cella telefonica del suo magazzino non ci sia stato né traffico telefonico né traffico telematico, mai accaduto. E non è mai accaduto che Sebastiano è stato per 3 ore in quel magazzino. E noi non abbiamo le telecamere di quella strada, noi non le abbiamo. Guarda, succedeva raramente, ma comunque succedeva che quando lo studio è fatto da più compartimenti, la parte dove io lavoro è molto interna, molto chiusa. Se io tengo là il telefono, no, Dice, non ma prende, non è che sto lì a fare dei miracoli, capisci? No, non lo so, non riesco a rispondere a queste cose qua. Via Petronio, 84 metri quadri, 2 camere, soggiorno, cucina e bar. Secondo piano con ascensore, compreso posto auto in garage. La cosa principale era che lei veniva via da casa, da Sebastiano, mancavano un paio di giorni. Sono venuto io, tu mi hai accennato fatti la compravendita. Era sia appartamento che posto mattina a 115.000 euro. Tante volte io dicevo, cosa vuoi andare a comprare un appartamento, perché se ne parlava così. Io non ero interessato, perché cosa vuoi a una certa età, poi cosa vuoi, traslochi, cambiare mobili e tutto quanto. Visita dentistica, fissata per giovedì 20 gennaio del 2022. Adesso mi trovo in difficoltà, comunque E niente, ha cominciato a fare questa cura per un po', diciamo che lei andava normalmente col treno una volta ogni 2 mesi, e così, ma è andata avanti per anni. Il suicidio, io l'ho detto dal giorno dopo, non esiste. Lei non poteva suicidarsi per come noi parlavamo negli ultimi 2 mesi o 3. Che cazzo di suicidio? 25 ottobre. 1979-2021, 42 anni che se conoscevo. E lei mi manda questo messaggio il 25 ottobre, dopo che ci eravamo già rivisti, era successivo al rincontro. E mi fa, oggi abbiamo fatto la nostra maratona. Cioè, gli dico, oggi sono 42 anni che ci conosciamo. Buongiorno amore mio, dal... Neanche i bambini non si comportano così. Comunque, parliamo di una frequentazione. Poi io non posso dire se quello che dice lui è vero o non è vero. Tu però lo hai sempre negato. Lo so, ma per me è una mia opinione. Secondo come conoscevo Liliano, sapevo... Liliana aveva l'abitudine di scrivere ciao amore mio a tutti? Ma questo non lo so, io non ho guardato nei suoi telefoni. Io scrivo ciao tesoro mio alle mie amiche. E tu a queste famose tue amiche scrivi ciao amore mio? Mai scritto amore mio, mai. Comunque guarda, tutta questa storia qua, abbiamo questo signore che comunque si permette di fare affermazioni, e non abbiamo qua Liliana che può confermare. Liliana non è lì a confermare, però in fondo è nei messaggi a confermare. Vabbè, saranno cose loro, la loro amicizia, le loro cose, però questo signore che si permette a fare certe dichiarazioni ogni volta diverse. Sergio sapeva che Liliana cercava una casa nuova? Assolutamente sì. Il fratello Sergio ha detto che già prima del Covid, quindi su questo Sebastiano per carità dice il vero, già prima del Covid cercava un appartamento perché il loro era umido ed era costoso, tant'è che aveva chiesto aiuto anche al fratello e il fratello ha fatto anche per lei delle ricerche. Però poi la consulenza informatica ci dicono che queste ricerche di appartamenti in affitto in Trieste si intensificano a partire dall'agosto del 2022, momento in cui Liliano inizia a fare ricerche anche sul divorzio, ricerche che fa ancora a novembre e poi purtroppo a dicembre. Liliana cercava delle case a caso o aveva in mente delle misure ben precise?
con delle metrature massimo 80, minimo 40 metri quadri, leggiamo, e ricerca anche bilocali. Quanto è grande la tua attuale casa? Pare che siamo sui 80, 70, 80. Cercava una casa più piccola, tant'è che il fratello dice: adesso leggendo a ritroso mi rendo conto che lei a un certo punto cambia tipologia di ricerca. Queste sono le parole di Sergio. Sebastiano, nell'ultimo periodo ti hanno attaccato in tanti e sei sembrato un po' un pugile suonato che non reagisce. Così non rischi di perdere un po' di credibilità? No, guarda, io ho passato 1 anno e mezzo dopo la scomparsa di Liliana con accuse più atroci, più impossibili di questo mondo. Io ho calcolato, parlando col mio avvocato, avremmo dovuto fare un'ottantina di querele. Credimi, un'ottantina di querele. Tutti i vari personaggi. Però perché lo devo fare? A che scopo? Cosa mi serve? E poi devo stare 5 anni, 10 anni, 20 anni a lì, prove, quello, quell'altro. Lasciamo che tutto questo venga risolto dalla procura. E bisogna dire la verità, Sebastiano è un grande personaggio ed è anche molto sportivo. E poi, da furbo qual è, sa benissimo che l'importante è che se ne parli, anche se male che se ne parli, e lui resterà sulla cresta dell'onda. Non mi denuncia semplicemente perché io dico quello che è contenuto in atti. Qualcuno ha fatto male Liliana o Liliana si è suicidata? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.